Buongiorno da Sicilia 24, le principali notizie. Nel palermitano auto invade la corsia opposta e piomba su un gruppo di ciclisti, morta una donna di 41 anni, feriti un altro ciclista e il compagno della vittima. Svolta nel tentato omicidio il 24enne ferito in via Fava a Catania, 3 arresti, tra cui la stessa vittima, la vicenda legata a una lite all'ex dogana tra gruppi rivali. A Catania salgono a 3 gli arresti per la sparatoria di piazza Montana. In 2 video lo scontro a fuoco tra fazioni del clan Cappello Bonaccorsi. È ricoverato in gravi condizioni al Policlinico di Messina Antonio Siracusa, presidente SIC Industria Agrigento. Con la moto è finita in una scarpata assieme alla compagna per sfuggire all'assalto di un branco di cani. Nel primo giorno d'estate spiagge prese d'assalto anche nel Siracusano, in settimana è previsto un aumento delle temperature. Oltre 40.000 spettatori allo stadio Franco Scoglio di Messina per la tappa siciliana del Tour di Eros Ramazzotti, 2 ore di concerto tra nuovi brani e grandi successi. Calcio, il Catania ha sfumato l'arrivo di De Giorgio, ha scelto l'Empoli, accelera sul nuovo allenatore, i profili di Gorgone e Longo restano in cima alla lista. Bentrovati, in apertura il grave incidente è avvenuto alle porte di Palermo. Un'auto ha travolto un gruppo di ciclisti, è morta una donna di 41 anni rumena. Un altro ciclista è stato trasferito in codice giallo all'ospedale Ingrazia, sta indagando la procura di Palermo. L'automobilista avrebbe invaso la corsia opposta. Marco Gullà. Doveva essere una mattinata di relax, in bici, la sua passione. Una manovra azzardata di un automobilista ha però travolto un gruppo di ciclisti e per una donna di 41 anni non c'è stato nulla da fare. Siamo nei pressi di Pioppo, frazione di Monreale, alle porte di Palermo. A perdere la vita una donna romena di 41 anni, Nicoleta Rusu. Il compagno, che era con lei, è stato portato al pronto soccorso, è stato di shock, mentre un altro ciclista è stato trasferito in ambulanza, in codice giallo, all'ospedale Ingrazia, quindi non in pericolo di vita. Secondo le prime ricostruzioni, durante una manovra di sorpasso in un tratto a linea continua, una Fiat 500X diretta verso Pioppo, condotta da Giuseppe Lucia, 38 anni, ha invaso l'altra corsia, investendo i ciclisti che andavano a Palermo. La donna è morta sul colpo. L'automobilista è stato sottoposto all'alcol test e agli esami per rilevare sostanze stupefacenti nel sangue dal personale della polizia municipale che ha effettuato i rilievi. Il test sarebbe risultato negativo. La procura di Palermo ha comunque aperto un fascicolo. In queste ore i magistrati stanno valutando se contestare il reato di omicidio stradale. Tanti post sulla bacheca della vittima che esprimono dolore e rabbia. Si legge: rimarrà per sempre il tuo sorriso contagioso, ma è banale, il tuo animo gentile, altruista e generoso sarà difficile da dimenticare. Vogliamo ricordarti così, Nicoleta, con il tuo sorriso contagioso e solare, così come contagioso era il tuo amore per la bicicletta. Ci sono 3 arresti per la sparatoria avvenuta lo scorso 15 febbraio a Catania, durante la quale è stato ferito un 24enne. Alla base un regolamento di conti per una lite scoppiata in discoteca tra un gruppo di giovani vicino al clan Santa Paola e un altro legato al Cappello Bonaccorsi. Emanuele Corsi. C'è una svolta nel tentato omicidio di un 24enne trovato riverso a terra e sanguinante da alcuni residenti in via Fava a Catania. 3 persone sono finite in manette, tra cui la stessa vittima. I fatti risalgono alla notte del 15 febbraio scorso. A monte della sparatoria ci sarebbe stata una banale lite tra giovani avvenuta all'interno della discoteca ex dogana, durante la quale il fratello minore della vittima, vicino alla famiglia Santa Paola, e un altro minorenne, nipote dell'esponente di Cosa Nostra catanese, sono stati pestati da alcuni giovani di San Giovanni Galermo, vicini invece al clan Cappello Bonaccorsi. Appresa la notizia, il 24enne e altre 5 persone si sarebbero recate a bordo di 3 motociclette dal quartiere di San Giorgio in via Capopassero per regolare i conti. Ad attenderli il gruppo rivale che controlla il rione, tra cui 2 arrestati armati di mitra e Kalashnikov. Da lì è nato uno scontro a fuoco e un inseguimento. Sono le 3:40. In queste immagini delle telecamere di videosorveglianza vediamo le 3 moto, in una delle quali viaggiava il 24enne, inseguite dalle auto.
In prossimità dello stadio Massimino, all'angolo con via Fava, il giovane scende dalla moto e si lascia cadere a terra dopo essere stato colpito alla spalla destra. Gli altri fuggono. Alcuni residenti hanno chiamato poi i soccorsi e la vittima è stata portata all'ospedale Garibaldinesima. Il 24enne è stato arrestato per detenzione di arma da fuoco. Gli altri 2 dovranno rispondere anche di tentato omicidio. Ci sono altri 2 video che adesso vi proporremo e vi faremo vedere, che hanno permesso di risalire agli autori di un vero e proprio duello rusticano avvenuto in Piazza Montana, nel quartiere di San Giovanni Galermo a Catania, alla base del conflitto di sidi interni al clan. Tonino De Mano. Salgono a 3 gli arresti per la sparatoria di piazza Beppe Montana avvenuta l'11 giugno scorso a San Giovanni Galermo. Approfondite indagini e la visione dei filmati dei sistemi di videosorveglianza hanno permesso di risalire agli autori del conflitto a fuoco, pare innescato da fazioni interne al clan Cappello Bonaccorsi. In questa scena sembra di assistere ad un vero e proprio duello rusticano. Si spara, si risponde al fuoco e si rimane feriti. Nello stesso video si vede un altro protagonista che, arma in pugno, si destreggia per poi rifugiarsi dietro il chiosco bar. Quasi 30 i bossoli rinvenuti a ridosso della piazza. E da quella piazza, come in un film d'azione, si era allontanato il gruppetto in scooter con targhe occultate, intercettato in via San Paolo dai carabinieri del radiomobile e della compagnia di Gravina. Durante l'inseguimento uno dei passeggeri è caduto dal mezzo lanciando in un terreno circostante una pistola calibro 9x21 con il colpo in canna risultata rubata. L'uomo indossava una protezione balistica rudimentale realizzata artigianalmente con libri, coperte e nastro isolante. Il bilancio dell'operazione di 3 arresti eccellenti, tutti legati, come detto, allo stesso clan. Il primo arrestato è accusato di tentato omicidio, porto d'armi ed evasione dai domiciliari. Nella stessa notte è finito in manette un minorenne rimasto ferito nel conflitto a fuoco e poi trasferito nel carcere di Bicocca. Infine, lo scorso 17 giugno, la squadra mobile ha rintracciato il terzo giovane che durante la sparatoria si era appostato dietro al chiosco bar. Non si esclude che altri giovani possano essere coinvolti nell'indagine che ha visto impegnati polizia e carabinieri. Dagli scavi nel giardino della villetta dell'ex medico Francesco Burrafato, arrestato come favoreggiatore del boss ed ex latitante Messina Denaro, saltano fuori beni archeologici e anche una pistola. Laura Spanò. Così come la famiglia Messina Denaro, anche l'ex chirurgo Francesco Burrafato, finito ai domiciliari su disposizione della Procura di Trapani, amava i reperti archeologici. Nella villetta di via Salita Sant'Anna, Erice, perquisita dal ROS nell'ambito delle indagini sulla rete di fiancheggiatori di Matteo Messina Denaro, sono stati rinvenuti occultati nel giardino 35 tra elementi e frammenti litici di varie forme e dimensioni, 14 frammenti di selce, un vasetto miniaturistico frammentato in 2 pezzi, 31 monete di varie epoche, zecche e metallo, 2 punte di lancio e un orecchino in oro e perle. Accanto a questi beni c'era anche una pistola 38 Special marca Taurus Brasil con matricola, brasa e 12 proiettili calibro 38. Burrafato è indagato oltre che per favoreggiamento e procurato in osservanza della pena anche per detenzione di beni archeologici e arma. Nel corso dell'udienza di convalida dell'arresto Burrafato non ha risposto. Per arrivare alla cosiddetta zona grigia, magistrati e investigatori di Palermo sono partiti da coloro che hanno fornito l'identità, hanno dato al boss la possibilità di curarsi, sono passati dalle amanti, dalle compagne fino ai familiari. Con Burrafato l'attività investigativa ha alzato il livello di ricerca delle complicità che hanno protetto il boss. Il medico è stato anche il compare di nozze della figlia maggiore di Messina Denaro, Rosalia, e Filippo Buttadauro. Un matrimonio da favola, racconta chi vi partecipò. La cerimonia si tenne alla favorita di Marsala, più di 700 gli invitati che banchettarono bevendo fiumi di champagne e cristal. Le recenti intimidazioni nel quartiere Zen di Palermo suonano come una sfida allo Stato a pochi giorni dalla visita del ministro degli interni Matteo Piantedosi proprio a Palermo. Manlio Viola. La nuova mafia di Palermo Nord sfida lo Stato e lo fa apertamente, senza arretrare di 1 millimetro. Sembra essere questo il messaggio lanciato con le 2 nuove intimidazioni che ieri nel quartiere Zen hanno preso di mira non grandi esercizi commerciali, ma i barbieri. Una bottiglia incendiaria con la richiesta di pizzo è stata lasciata davanti al barbiere dello Zen e a Total No Limit Look, di fatto i 2 saloni maschili del quartiere. Una richiesta estorsiva che difficilmente potrà essere evasa, visto che, a prescindere, 5.000 euro di pizzo
spesso richiesti ad un barbiere non sarebbero comunque sostenibili. Ma il messaggio è chiaro: gli annunci di nuove telecamere e dell'arrivo di rinforzi per le forze dell'ordine promessi durante la visita del ministro Piantedosi, gli arresti per la prima ondata di bottiglie e intimidazioni non fermeranno la recrudescenza del racket, che invece continua ad allargare l'area delle proprie intimidazioni. Un clima sempre più preoccupante, a fronte del quale però c'è un nuovo segnale di resistenza. Anche allo Zen gli esercenti denunciano subito. Una novità non da poco, visto che proprio durante la sua visita Piantedosi aveva lanciato un appello proprio alla denuncia. Una sfida dopo gli incendi dolosi che hanno distrutto ben 2 depositi auto della Sicily Bycar e dopo le sventagliate di Kalashnikov contro ristoranti e parcheggi, che lo Stato non può permettersi di perdere, perché significherebbe lasciare il controllo del territorio a questa nuova generazione di una mafia che non è mai cambiata nel mandamento della Piana dei Colli. Sono delicate le condizioni di salute del presidente SIC Industria Agrigento. Antonio Siracusa è ricoverato in rianimazione al Policlinico di Messina. È rimasto gravemente ferito in un incidente in moto nel Messinese. Secondo una prima ricostruzione, il suo auto con la sua moto sarebbe finito in una scarpata dopo l'inseguimento di alcuni cani randagi. Voleva sfuggire a questo branco di cani. Davide Sardo. Grave incidente nel Messinese per il presidente di SIC Industria Agrigento Antonio Siracusa. L'imprenditore è ricoverato in rianimazione al Policlinico di Messina dopo un drammatico incidente in motocicletta. Secondo una prima ricostruzione, Siracusa viaggiava in sella alla sua moto insieme alla compagna lungo la strada tra Montalbano Elicona e Tripi. Alcuni cani randagi avrebbero improvvisamente aggredito e inseguito la coppia, facendo perdere il controllo del mezzo. La moto è finita in una scarpata e l'impatto è stato molto violento. Siracusa ha riportato gravi ferite ed è stato trasportato all'ospedale di Patti, dove è stato operato d'urgenza per l'asportazione della milza. I medici stanno verificando anche possibili lesioni al pancreas e a un polmone. Dopo l'intervento, Antonio Siracusa è stato trasferito al Policlinico di Messina, dove si trova ricoverato in rianimazione. La compagna invece avrebbe riportato soltanto lievi traumi. Sulla dinamica dell'incidente sono in corso ulteriori accertamenti. Lieto fine per una coppia di coniugi ottantenni che si era smarrita ieri mattina nelle campagne del Nisseno dopo aver perso l'orientamento durante una gita in auto. L'uomo ha chiesto aiuto ai vigili del fuoco. Decisiva è stata l'intuizione di un operatore che in videochiamata è riuscito a riconoscere alcuni punti di riferimento e a localizzare i 2 anziani. La coppia, rimasta sotto il sole per circa un'ora e mezza, è stata ritrovata in buone condizioni di salute. Un nuovo centro aggregativo giovanile a Ragusa realizzato nell'ambito del progetto Zero to Hero. Facciamo spazio al futuro per contrastare l'isolamento e il malessere giovanile. Sentiamo Veronica Barbarino. L'unione fa la forza, uniti siamo tutto. Questa scritta riemersa durante i lavori di ristrutturazione è oggi il simbolo di un progetto che guarda al futuro dei giovani. Dal recupero di uno storico edificio in centro a Ragusa prende vita il nuovo spazio aggregativo per ragazzi, promosso dalla Fondazione San Giovanni Battista e sostenuto dal Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Noi vogliamo fare comunità, vogliamo creare socialità, vogliamo che tutti si sentano un'unica famiglia, che insomma tutti possono vivere la loro dimensione ed esprimersi come meglio possono. Ci sarà tanto ascolto, tanto accompagnamento, ma saranno comunque loro, come dire, ad autocostruirsi e noi ad essere compagni di strada. I ragazzi tra i 10 e i 17 anni non saranno quindi solo semplici utenti, ma parteciperanno attivamente nella gestione, l'uso e la responsabilità degli spazi. 11 stanze e un giardino in cui portare avanti laboratori creativi e digitali, percorsi sportivi e iniziative culturali. Un intervento che restituisce non solo un immobile recuperato, ma soprattutto un nuovo punto di riferimento in città. Adesso una breve pausa, poi parleremo di spiagge e del concerto di Eros Ramazzotti a Messina. A tra poco. Nel primo giorno d'estate sono stati tantissimi i siciliani che hanno preso d'assalto le spiagge. Vediamo com'è andata all'Arenella con Francesco Aloi. Adesso è estate, anche sul calendario. Ogni giorno che passa il caldo si fa sentire sempre più. E così, quando si ha una giornata libera, tappa d'obbligo è la spiaggia.
Qui siamo all'Arenella, una delle più amate da siracusani e non. Bellissimo, per noi è la prima volta oggi. Ratatouille casalinga, prosciutto a melone, poi penne a pomodoro. Finalmente è arrivata l'estate, c'è caldo, siamo qui in spiaggia, è bellissimo. Ormai la stagione è iniziata a tutti gli effetti, tra chi pensa ad abbronzarsi e chi invece si tuffa per trovare un po' di refrigerio. Certo, assolutamente, con questo caldo c'è un sacco di gente, però non ce l'aspettavamo sinceramente. Sicuramente il caldo c'è sempre come tutti gli anni in Sicilia. Questa volta comunque l'anticiclone africano non ha centrato la Sicilia. 34-36 gradi, le temperature più alte previste in settimana. Naturalmente quando si sta al sole la crema protettiva non deve mai mancare. E poi copriamo la testa e gli occhi con il cappello e gli occhiali e cerchiamo di consumare cibi ricchi di acqua. Oltre ai 2 litri d'acqua nella giornata consumiamo frutta fresca, verdura, abbiamo l'anguria, abbiamo il melone. Tanta acqua, frutta e verdura quindi, e ovviamente mare. La città di Custonaci e il suo territorio entrano tra le mete più apprezzate d'Italia. È stata riconosciuta da Legambiente come la città con il mare più bello 2026. Laura Spano. È Custonaci, in provincia di Trapani, la città con il mare più bello 2026 della Sicilia. La menzione arriva da Legambiente, che ha premiato la città trapanese a Venezia. Assieme a Custonaci premiate altre 8 amministrazioni locali provenienti da tutta Italia che si sono contraddistinte in questi anni per iniziative o attività meritorie dal punto di vista turistico e ambientale. I vertici nazionali di Legambiente hanno deciso di premiare il comune di Custonaci per l'importante lavoro di rivalutazione dell'identità culturale e del patrimonio materiale e immateriale, per i progetti di sviluppo del turismo sostenibile e di protezione ambientale, per il percorso di innovazione progettuale che il comune già da tempo ha intrapreso. Soddisfatto il sindaco Fabrizio Fonte. La città di Custonaci è stata insignita di questo bellissimo titolo, il mare più bello 2026. 8 comuni, l'unico siciliano è il nostro, è un motivo certamente di orgoglio, ma è l'idea che ci sia un percorso che è stato tracciato ma che deve essere perseguito e portato avanti anche nei prossimi anni, attraverso una squadra amministrativa che veramente sta spendendo per far crescere tutto il nostro litorale, la concezione del mare come elemento del paesaggio dal punto di vista naturalistico, della sua fruizione, nelle migliorie dal punto di vista visivo, iniziata dal parco giochi per i bambini, piuttosto che dal MAC, Museo di Arte Contemporanea a Riva al Mare, tanti lavori che si stanno realizzando, l'efficientamento energetico nella piazza centrale, tutto quello che ruota attorno. Quindi è un percorso avviato che vogliamo portare avanti anche nei prossimi anni per raggiungere ulteriori obiettivi. Parliamo adesso di musica. Sold out a Messina per l'unica tappa siciliana del tour mondiale di Eros Ramazzotti. Sentiamo Emanuela Corsi. Sono i ragazzi di oggi, anime nella città. Non solo ragazzi di oggi, tra i 40.000 spettatori che hanno preso parte al concerto di Eros Ramazzotti al Franco Scoglio di Messina, tappa siciliana di Una storia importante World Tour. Noi non ci fermeremo, non ci stancheremo di cercare il nostro cammino. 2 ore di grande spettacolo nelle quali l'artista romano ha proposto i brani del nuovo album accompagnati dai grandi successi di oltre 40 anni di carriera. Una terra promessa, un mondo diverso dove crescere i nostri pensieri. Un imponente palco di quasi 500 metri quadrati, 5 maxi schermi e 2 passerelle che hanno permesso al cantante di avvicinarsi ed interagire da vicino con il pubblico. Vorremmo sulle labbra rosse che ha, vorrei sentire. Ramazzotti, tra gli artisti italiani più conosciuti a livello internazionale, ha duettato con star del calibro di Tina Turner, Cher, Alicia Keys, Anastasia e Ricky Martin. Siamo fuoco nel fuoco loro.
E arrivano in Sicilia anche tanti big. Ieri Paul McCartney è atterrato all'aeroporto di Palermo con un jet privato. Il cantante ai Beatles ha scattato una foto con il personale dello scalo che è stata pubblicata sulle pagine social dell'aeroporto. Non si sa quale sia la destinazione finale del musicista che il 18 luglio ha spento 84 candeline. Adesso una breve pausa e poi parleremo di calcio e del Catania in particolare. A tra poco. Eccoci al calcio, è sempre Totò allenatore per il Catania che torna al casting per la panchina. Longo e Gorgone sono i nomi del momento, più di Diana. Marco Carli. Avanti un altro. Il Catania, recepita la virata di De Giorgio verso Empoli, deve chiudere con un'alternativa. Il progetto, che si vorrebbe biennale, non può ovviamente prescindere da una guida in panchina, da una rosa da modificare e da ringiovanire, alla ricerca di un'espressione di gioco migliore. E allora si guarda i nomi con l'obiettivo di risolvere a ora un Totò allenatore che sta diventando estenuante. Partiamo da Giorgio Gorgone, vice con Stellone in panchina in varie piazze, poi capo allenatore per 2 anni a Lucca e la scorsa stagione a Pescara in B, con una squadra in grande difficoltà che da debuttante ha provato a salvare con un mese di marzo super, ma senza riuscirci, crollando nel finale. Allenatore elastico, negli ultimi anni ha giocato a 3, ma a Pescara da febbraio ha virato sulla linea a 4. Calcio propositivo come quello di Emilio Longo, giocava bene il suo Picerno come il suo Crotone, soprattutto l'ultimo anno. Partito dal 4-2-3-1, l'ha cambiato in 4-3-3 dopo il mercato di gennaio, crescendo nella qualità del gioco. È stato vicinissimo al Foggia, ma ora le cose potrebbero anche cambiare. Sullo sfondo ancora Diana o Troise. Dopo 2 trattative arenate, il Catania cerca la terza strada con l'obiettivo di arrivarci il prima possibile, anche perché Varrà poi sarà chiamato ad un lavoro non facile sul mercato, per l'alto numero di giocatori in rosa e per provare ad abbassare monte ingaggi e trovare qualche giovane interessante, in una stagione che non è ancora partita, ma pare già complicata. Ci fermiamo qui, è tutto per questa edizione di Sicilia 24, grazie per averci seguito, vi auguro una buona giornata e vi lascio con la rassegna stampa, oggi con voi Marco Carli. Entra nel mondo dell'informazione con l'app Sicilia Web. Resta sempre aggiornato con le news e le live in diretta.